Una sconfitta che brucia, quella subita dalla Pallacanestro Nuoro sul campo del San Salvatore Selargius in una gara valida per il settimo turno di andata della seconda fase del campionato di Serie D. I nuoresi sono stati sconfitti dopo un tempo supplementare col punteggio di 79-77, un risultato che riflette il grande equilibrio tra le due formazioni che aspirano a un posto nei play-off. Per i nuoresi un'occasione mancata di accorciare le distanze rispetto alle posizioni di centro classifica della Pool A. Per i padroni di casa invece si è trattato della prima vittoria stagionale. La sfida dei Sirbones e dei Sirargini è vissuta sempre su un testa a testa che si è riflesso anche sui punteggi dei parziali. Il primo quarto ha visto i padroni di casa imporsi con un punto di vantaggio sul 14-13. Nella seconda frazione i nuresi invece hanno tentato di reagire, anche se alla fine il punteggio ha sancito un 18 pari che ha mandato le squadre negli spogliatoi col San Salvatore in vantaggio sul 32-31. Pallacanestro Nuoro nel terzo quarto ha cercato il break, sospinta anche dai canestri di Nizza, autore di 28 punti, i 18 di Azzei e i 17 di Sizia. Uno sforzo che ha premiato la formazione del coach Marco Moledda, che si è aggiudicato il parziale col punteggio di 22-19, presentandosi al rush finale con un margine minimo di 2 punti di vantaggio. Ma i padroni di casa sono riusciti ad annullare il -2 conquistando l'ultima frazione col punteggio di 17-15, fissando alla sirena il risultato sul tabellone sul 68 pari. Circostanza che ha reso necessario un extra time caratterizzato da una lotta punto su punto. Alla fine il San Salvatore è riuscito a prevalere con un 11-9 chiudendo i conti sul 79-77. Per il Sirbones una sconfitta amara ma che conferma il buon momento della squadra. Nel prossimo turno in programma sabato i nuoresi affronteranno alle 19 nella palestra Arconi la scuola basket Cagliari, terza forza del girone.